Amici bellini, è un giorno speciale per tutti noi innamorati di una maglia, di un'idea, di un'identità, e volevo raccogliere tutti quelli tra ex Napoli e anche non ex Napoli che stanno facendo gli auguri alla nostra squadra. E poi ci sono delle notizie di mercato, almeno dei rumor, però li lasciamo alla fine perché oggi vorrei parlare solo dell'amore. Cominciamo. È un peccato che, insomma, le sensazioni, però le sensazioni social, bisogna fare una differenza, perché ho visto ieri la festa, insomma, organizzata dai tifosi, dagli ultra, quella spontanea, e c'è tanta voglia di tifare Napoli e di dimostrare il nostro amore, il nostro affetto, a prescindere da quelli che possono essere i presupposti per l'anno prossimo. E sui social che, insomma, il tifoso è un pochino più cattivo, incattivito, deluso, e speriamo, insomma, che qualcosa si sblocchi anche per dare una spinta anche simbolica, anche un acquisto inaspettato, per ridare un po' di entusiasmo, per cominciare con il piede giusto. Prima di tutto voglio ringraziare tutti quelli che sono iscritti al canale e anche i miei fedelissimi amici bellini abbonati, perché mi stanno dando una mano a raccogliere tutti gli auguri che adesso vediamo. E mi raccomando, controllate, perché YouTube sta facendo una sorta di iniziativa che permette a chi si vuole abbonare il primo mese gratuito, quindi provate, cliccate sull'abbonamento e fatemi sapere, così vi posso aggiungere al gruppo Telegram, e provate, se vi divertite in maniera gratuita. Noi stiamo trovando un senso a questa estate difficile. Ci spostiamo, voi potete lasciare un like, quello di cortesia, quello classico, per vedere prima di tutto gli auguri ripostati ufficialmente dalla pagina Instagram del Napoli. Si comincia con Calzona, ovviamente prima la Serie A, però Calzona, poi Sigulam. Noi poi sotto nei commenti potete aggiungere se qualcuno arriva tardi, perché qualcuno li sta facendo in questi minuti gli auguri, o se qualcuno che sta mancando, perché sto leggendo in giro, non vediamo ancora gli auguri di Zielinski, per esempio. Vediamo chi manca all'appello. Gulam, insomma, questo è uno di quelli che io vorrei in società in futuro, se lui volesse. Un uomo di spessore superiore, ecco, non avendo più una figura come quella di Oriali, un Gulam mi piacerebbe veramente tanto. Quanto è bello Gulam, suona pure bene. Nikita Contini, di cui si dice un gran bene, un portiere che avrebbe potuto fare una carriera anche migliore se non fosse stato sempre dietro a portieri più bravi, però ce lo teniamo stretto perché è vivaio nostro ed è napoletano dentro. Antonio Careca. E non c'è altro da aggiungere. Quando si parla ovviamente degli attaccanti, dei numeri 9 più forti del Napoli in assoluto, si parla sempre di Cavani, di Higuain, del record di Mertens. Però chi ha avuto modo di vedere lui, siamo a livelli irraggiungibili nel calcio di oggi. KK, ma non Kvaratskhelia, ma KK, il primo KK, Koulibaly, che posta questa immagine di uno dei gol più iconici della nostra storia, perché su questo gol abbiamo cominciato a crederci veramente, e poi dopo abbiamo pensato tutti non si può fa, non ce lo fanno fare, e invece per fortuna lo abbiamo fatto poi dopo. Questa partita in particolare io non la vidi in diretta perché ero a suonare. Ed era un funerale, ero a suonare ad un funerale, una cosa incredibile. E finii di suonare proprio al 90° e chiesi al mio batterista: controlla il risultato, che non ce la faccio a vedere. Pasquale Mazzocchi, uno dei primi ripostati dell'attuale rosa, perché poi dell'attuale rosa credo che saranno presenti alla festa ufficiale di stasera. Non so se vedrete questo video dopo la festa del Napoli, io sarò sul sito, insomma, nella chat del canale YouTube del Napoli a chiacchierare, sperando di non cringiare, perché spesso gli eventi poi organizzati sono un pochino speriamo che Lombardo non faccia niente di strano. Paolo Cannavaro, un giocatore che io ho imparato ad apprezzare col tempo. All'inizio non mi faceva impazzire, poi secondo me è cresciuto moltissimo nella sua avventura del Napoli. Lo ricordo uno dei lanci più potenti, era capace dalla difesa di andare a raggiungere gli attaccanti con un lancio preciso e potente.
ho un buon ricordo di Paolo Zemaili, io lo chiamavamo con gli amici Inciampamma, perché era capace da solo nella sua corsa col pallone di poi inciampare, non era proprio, però aveva un tiro della Madonna e capace di gol bellissimi dalla distanza, uno dei vari svizzeri insieme poi a Hill, Rabberà, Gianfranco Zola, che dire, ho appena rivisto Tore Falanga, mi ha mandato una delle interviste con Maradona accanto che se lo abbraccia, e Zola giovanissimo, consapevole di avere accanto a lui il più grande di tutti, dice chi verrà dopo di lui non dovrà sentirsi messo a paragone perché non c'è niente come Maradona, noi faremo del nostro meglio. Emanuele Calaiò, l'arciere, uno di quelli della nuova generazione, insomma i tifosi un po' più giovani si sono appassionati a Calaiò. Mancino segnava dei gran gol, e qua invece poi si va forse la top 5 in assoluto dei giocatori incredibili che ha avuto il Napoli. Edinson Cavani, perché non era solamente affamato, poi nella sua avventura ha aggiunto pezzi al repertorio, perché segnava di destra, segnava di sinistro, segnava di testa, ad un certo punto decide di tirare le punizioni e la prima punizione che gli vediamo tirare la mette in porta, gol da fuori aria, triplette di continuo contro squadre grandi e piccole, un giocatore straordinario. Ecco, se si dovesse prendere uno che poi deve fare il vice, magari più in là con l'età, io ho lo sfizio di riportare, però poi rovini un po' la memoria perché poi il tifoso è ingrato. No, meglio così, lasciamocelo così. Ciro Ferrara, spesso insomma non apprezzatissimo, perché poi il suo passaggio alla Juve è sempre stato visto come un tradimento, però io direi di lasciare da parte tutta una serie di cose, anche perché ci sono altri auguri di giocatori che ci hanno lasciati volenti o nolenti, e li vedremo. E andiamo anche a quelli là della nuova squadra. Abbiamo Giovane che ci sta provando in tutti i modi a guadagnarsi un posto nella rosa, e dobbiamo capire se ci sarà. Io credo che si proverà a trovare, prima perché è difficile piazzare un giocatore che hai appena comprato a 20 milioni, secondo perché lui mi sembra voglioso anche di partire dalla panchina se è necessario e di ritagliarsi il suo spazio. Potrebbe essere uno di quei giocatori jolly che può fare la seconda punta, può fare la prima punta adattandosi, e anche partire un pochino largo. Speriamo bene, perché in queste ore abbiamo visto degli allenamenti di Lucca con Allegri non proprio contentissimo del suo atteggiamento. Lo stesso Lukaku va capito. È plausibile che il Napoli resti con Giovane. Kvara, uno di quei giocatori che appena arriva, e qua abbiamo valutato quando poi è arrivata l'ufficialità, pochi mesi prima dell'inizio della sua avventura, già si capiva dagli highlights che era un giocatore speciale, e avevamo la sensazione, almeno io avevo la sensazione, che non ci avesse fatto vedere tutto, che c'erano ancora margini di miglioramento, e lo sta dimostrando con trofei e prestazioni di livello mondiale, planetario. È stato un onore vederlo sbocciare con noi. Simeone, io voglio la maglia Simeone, questa è una delle frasi che ho spesso detto, perché al di là di gol pesantissimi che ha fatti con noi nell'anno del primo scudetto, ha sempre un atteggiamento positivo, sempre pochissimi minuti, sempre a disposizione della squadra, sacrificio, e questi giocatori qua, al di là di quello che hanno fatto in termini di numeri, restano nel cuore dei tifosi. E lui a noi nel suo cuore. Punto molto su Alisson Santos, ragazzo positivo, sorridente, che ha appiglio calcistico. Speriamo di non tenerlo troppo lontano dalla porta, perché sarebbe un peccato. Lui è capace con i suoi strappi di farsi anche tutto il campo, però più vicino sta all'area di rigore meglio è. Forza ragazzo. Il capitano Di Lorenzo, capitano di scudetti, uno di quei giocatori che viene preso ad esempio quando poi vai a prendere un giocatore magari non giovanissimo da squadre più piccole, dici ma pure Di Lorenzo per esempio è uscito tardi, però non ce ne sono tantissimi, quindi grazie capitano per quello che hai fatto. Servirebbe che ti dessero un ricambio all'altezza, che piano piano, senza fretta,
ti possa far rifiatare, perché non vorrei perderlo anche lui con prestazioni non brillanti. Non sono robot e non lo è neanche lui. Marfella, altro portierino che abbiamo visto poco tra i pali, onestamente. E questo è Spina che riposta la festa a lungomare. Stai bene, Spina, Stay safe, perché mi servirai tantissimo. Poi a fine video lo facciamo il discorso del mercato, perché se no c'è un nome nuovo che non mi convince proprio. Nathan per esempio è uno di quelli, se esplode Nathan com'era? Voto 10 al mercato, alla fine non è esploso con noi, però sta facendo il suo percorso, è uno di quei giocatori che almeno non ti è rimasto sul groppone come altri che hai provato a prendere e che non hanno funzionato. È arrivato Zielinski, dai. E allora tutti quelli che Zielinski è muto, Zielinski. Io su Zielinski, vi ripeto, insomma, avevo un debole, perché ne ho visti pochi di toccare il pallone con la sua classe, proprio bello da vedere esteticamente, e sta dimostrando in questi ultimi anni con l'Inter di avere ancora tanto da dire sul campo. Però la mia frase era: se forse con Zielinski io sono ho il bias perché ho un debole per Zielinski, Elmas è proprio forte, e niente, qualcuno non è d'accordo, ma va benissimo. Rafa Marin potrebbe essere l'anno tuo. Io non vedo perché dobbiamo prendere Gatti se abbiamo già Rafa Marin. Affidiamoci, proviamoci, vediamo quante occasioni avrà. Real Madrid deve averci visto qualcosa, quindi speriamo bene. Serve fare il salto. Rafael Cabral, protagonista di una Supercoppa incredibile. Anche lui secondo me è stato un po' sfortunato, poteva avere una migliore riuscita nel Napoli, non era un cattivo portiere. Giacomino, facilità di calcio, Raspadori, un giocatore che è difficile da piazzare, perché è potenzialmente, io ho sempre detto, può essere come Lautaro, però lo devi far giocare a due punte in una squadra propositiva, e se gli dai tante occasioni secondo me Raspadori può far molto bene. Vediamo se Sarri troverà un modo per utilizzarlo al meglio. Giocatore non banale, con la testa giusta. Manolo Gabbiadini, il vampiro, faceva un'esultanza del genere così, un gran sinistro. Peccato, insomma, poteva fare qualcosa di più. Anche lui lo utilizziamo da prima punta, lo utilizziamo da esterno, e Sarri non trovò il modo. Chiriches e la sua spalla che usciva, una continuazione, un bel giocatore, ma aveva anche lui poche occasioni di essere titolare. Marianucci, che ripeto, a questo punto utilizziamolo, crediamoci. Se abbiamo visto qualcosa in questo giovane, io non dico che tutti i giovani sono Cubarsì, però non può essere peggio di un Kolasinac di 33 anni. Sembra quasi che sai, poco. Allora, credo. Tonino Vergara, giocatore che può rappresentare il futuro Insigne, giocatore del vivaio, giocatore di talento, giocatore che se resta con la testa giusta quest'anno si può imporre. Speriamo bene, a me piaci molto. Cyril Ngong, l'amichetto di Kvara, nell'anno in cui noi stavamo affondando qualcosina ce l'aveva fatta anche vedere, però poi è una questione di testa. Dopo un'intervista dove lui disse: a me fare la fase difensiva non piace, ho detto vabbè, questo qua non può entrare a far parte di quei grandissimi giocatori che hanno la mentalità, purtroppo. Gianluca Di Marzio, che ci sta allietando le giornate con le sue notizie di mercato, vari preparativi, anche Fabio Cannavaro non poteva mancare, non ce lo siamo goduti pochissimo onestamente, ma è un pallone d'oro che viene dalla nostra terra. Santa Croce, quello che doveva essere il regen di Fabio Cannavaro, difensore rapido, non quello là strutturato, grosso, difensore che aveva tecnica, aveva anticipo e mi faceva impazzire. Io da lì cominciai a indossare sempre scarpette bianche e cominciai ad amare, ad apprezzare il numero 13. Ciccio Trovise, attualmente anche lui credo nello staff di Cannavaro all'Uzbekistan, e ci siamo fermati qua, poi ne usciranno altri probabilmente, ma io devo andare avanti col video e mi faccio aiutare dagli amici bellini e abbonati che stanno sempre sul pezzo. Se a me non mi salta nessuna notizia è perché nel gruppo Telegram ci sono flash, e ovviamente non poteva mancare Elif, che purtroppo è arrivato anche il momento di cambiare la sua fotoprofilo. L'ha tenuta per anni e anni, anche quando era giocatore dell'Ipsia e del Torino. Io
ti ho apprezzato tantissimo. Grazie Elif. Buongiorno. Strano non sia stato ripostato dal Napoli. Poi immagino quanti avranno traggato. Però vedi, adesso noi siamo quelli che riusciamo a mettere tutto a posto. Speriamo bene, perché sto ragazzo è sfortunatissimo, Potrebbe essere uno dei migliori difensori italiani, ma fisicamente bisogna capire che diavolo è successo. Il profilo di Maradona, senza alcun dubbio. Insigne, un altro capitano delle generazioni più recenti, un giocatore che è stato ingiustamente massacrato da metà della tifoseria, quando i suoi numeri, le sue prestazioni erano di altissimo livello praticamente sempre. Sì, Vincenzone, codice fluido. Vincenzone si sta iscrivendo al fantalab.it/fluido, codice fluido per avere lo sconto. Non dimentichiamo di Cristian Maggio, se lo dimenticò Sarri e noi no. Purtroppo molti di questi giocatori non abbiamo avuto modo di salutarli in una certa maniera ed è un peccato, però io ricordo l'entusiasmo di quando lo comprammo, perché era il terzino, l'esterno più forte in Serie A in quel momento potenzialmente, e fece molto bene sia con la Sampdoria sia quando venne da noi. Marek, che sarà presente alla festa, l'abbiamo detto Marek e dobbiamo parlare di Marek. Numeri da attaccante per un centrocampista che è venuto da noi giovanissimo, è cresciuto con noi, è diventato uomo e resterà anche lui uno dei capitani della mia esperienza col Napoli. Posso dire sottovalutato il Pocio. Il Pocio fu quello che dopo Swok che mi diede quell'entusiasmo quando ero abbonato anche in Serie B, in curva B. Il Pocio è stato il primo che ci ha ridato in Serie A quella sensazione, l'argentino funambolo che non lo prende. Pochi gol, ma un giocatore incredibile. E quando vediamo un Neres, quando vediamo un Alisson Santos fare qualche dribbling, il pensiero va sempre al posto. C'è anche Lobo, Adesso io sto spulciando anche tra quelle che il Napoli non ha ripostato. Tutti gli amici bellini che mi mandano. Lo so, sono sul pezzo. Un amico bellino ha trovato addirittura Zuniga. Poi vai a scavare, praticamente tutti. Quagliarella ha ripostato, che poi alcuni hanno fatto solo dei ripost senza un post loro. E senza dimenticare forse uno dei più importanti nel mio cuore, che è Dries Mertens. Napoli è un pezzo di noi. Chiudiamo così questa carrellata di amore. Ce ne saranno altri, voi potete scrivermi nei commenti quelli che mi sono sfuggiti e quelli che si sono dimenticati o che forse non vogliono fare gli auguri. Ieri abbiamo visto anche il messaggio di Conte, è stato bello, a me piace che per una volta Spalletti per esempio no, ci siamo lasciati male, potrebbe poi arrivare il suo augurio, ma a me fa piacere che insomma siamo rimasti in buoni rapporti con un ex allenatore. I tifosi non lo devono odiare, la società non lo deve punzecchiare e lui non deve punzecchiare noi. Sarebbe bello così, andare avanti così nel futuro. Si parla di Kolasinac, 33 anni, teneva Juan Jesus e Kolasinac però può fare sia il centrale che il terzino e un braccetto che, ragazzi, basta, veramente basta. Ieri poi è uscita insomma notizia che no, la Juventus dovrebbe fare lo scambio Gatti-Olivera. Il Napoli dice di no perché non teniamo manco più i terzini, ma se poi si libera la situazione dei terzini io chiedo a gran voce Anthony Robinson, perché ieri vi ho parlato di Mika Götze ed esce dopo 2 ore la notizia che il Paris Saint-Germain sta prendendo Mika Götze, cioè è il futuro Kvara quando hai ancora Kvara. Occhio, io poi mi esalto quando alcuni dei giocatori che segnalo, che sono, non dico sconosciuti, ma non sull'hype del momento, poi fanno una grande cioè un amico bellino ha scritto, dice, se fossi stato io a prendere le decisioni oggi avevamo Palestra, avevamo Mika Götze, avevamo Singo, eccetera, va benissimo. Forza Napoli sempre, mi vado a godere la festa come tutti voi, grazie a tutti, lasciate un like, lasciate il vostro messaggio per il Napoli. Oggi prendiamoci meno collera, almeno oggi, e da domani ricominciamo a pensare come sistemare questa squadra. De Laurentiis ha detto che vuole vincere la Champions, e per vincere la Champions serve un miracolo, ma i miracoli a Napoli esistono.